Ci ha pensato un po' su, poi ha deciso, con una lettera inviata a Trenitalia, Luca Zaia, presidente della Giunta regionale del Veneto, ha disdetto con un anno di anticipo il contratto di servizio. La scadenza naturale della convenzione sarebbe stata il 31 dicembre 2014, fra un anno. Nella lettera Zaia chiede a Trenitalia di garantire il servizio, almeno con gli standard attuali, fino al 31 dicembre del 2015, prendendosi così 2 anni per trovare una soluzione a un problema che da anni colpisce moltissimi lavoratori pendolari per i disservizi e l'inefficienza del gestore. Ad appoggiare le proteste dei pendolari anche diversi sindaci, fra loro anche quello di Marconi. Il suo primo commento è lapidario: meglio tardi che mai. Forse una scelta tardiva, nel senso che poteva essere presa già da tempo. Trenitalia, abbiamo visto negli anni, è stata oggetto di sanzioni da parte della Regione per mancato rispetto della norma contrattuale. La domanda è cosa accadrà fra 2 anni, al termine della convenzione in vigore. Se la scelta di andare a una gara, comunque una gara nuova, con gestori diversi, o se gestirla in proprio, come sembra sia la scelta che il governatore ha preso. Ecco. Saremo, come dire, attenti e monitoreremo la situazione. Qualunque scelta venga fatta, dovrà andare a favore dei lavoratori pendolari, le vere vittime della disorganizzazione, dei disservizi, degli annullamenti improvvisi dei convogli, dei ritardi e delle carrozze strapiene e spesso sporche. Beh, guardi, la nostra preoccupazione è che i problemi che in questi ultimi mesi ci sono stati vengano risolti. Questa è la nostra preoccupazione più importante, perché la gente continua ad andare a lavoro e continua a subire i disagi. A gestire il trasporto in seguito, aggiunge Follini, potrebbe essere la regione stessa o anche un gestore straniero, magari dopo una gara d'asta.